può essere per la curiosità di vedere quanto l'attività politica abbia minato la forma fisica dell'attuale sindaco di Verona, Damiano Tommasi, in passato centrocampista della nazionale, ma anche per capire come se la cavi con le scarpe e coi tacchetti il primo cittadino di Treviso, Mario Conte, o altri suoi colleghi che sabato 18 novembre alle 15 affronteranno in un triangolare TV Pressing, la Nazionale Veneta dei Giornalisti e una selezione della Fondazione Banca degli Occhi, integrata da esponenti delle forze dell'ordine. La beneficenza dell'iniziativa allo stadio Nereo Rocco di Marcon per la sensibilizzazione sul tema del dono e la lotta alle patologie oculari. Questo triangolare che si propone appunto di raccogliere fondi per la Fondazione Banca degli Occhi, che è una eccellenza non solo veneta ma vorrei dire nazionale per quanto riguarda la cura delle malattie oculari e anche i trapianti evidentemente legati a tutto quello che riguarda gli occhi. Io credo che portare a più persone possibili proprio il messaggio che questa Banca degli Occhi c'è, è a Mestre ed è una eccellenza per tutti coloro che hanno, giovani e vecchi, che hanno problemi alla vista, credo sia particolarmente importante. C'è la nazionale dei sindaci di oggi e un sindaco particolarmente importante che gioca. In campo il presidente capitano Damiano Tommasi, che non ha bisogno di presentazioni né come amministratore sindaco di Verona, ma anche come giocatore dai trascorsi straordinari con la Roma e con la Nazionale, ma anche presidente a lungo dell'Associazione Calciatori. Poi ci saranno anche molti altri sindaci, penso al sindaco di Treviso Mario Conte, che tra l'altro che ha anche una carica rappresentativa essendo presidente dei sindaci veneti, ma ci sarà ad esempio il sindaco del comune ospitante, Marcon, che ringraziamo, Città dello Sport 2023. La partita sarà il sabato 18 alle 15, quindi si comincerà. Un paio d'ore diciamo di kermesse allo stadio Rocco di Marcon. Tra l'altro ci saranno anche tanti gadget a disposizione che saranno dati a chi vorrà intervenire, ma chi volesse in qualche maniera non è impossibilitato a partecipare, basta che guardi che il sito della Fondazione Banca degli Occhi e lì troverà tutti i riferimenti per poter dare un proprio contributo.